In un girone, quello della seconda D, dove il Sant'Olcese dall'alto delle sue 5 vittorie su 5 sembra essere già grande, a volerlo diventare oltre al Campi, stabilmente secondo e al Burlando in netta risalita, ci sono soprattutto Atletico Quarto e Mariscotti che nel lunch match del Monsignor Sanguinetti si giocano qualcosa di più dei semplici 3 punti. I bianchi di Pastine senza il grande ex Callero, i gialloazzurri di Albanese sono infatti appaiati a quota 10 al terzo posto in graduatoria. Fase di studio delle due squadre interrotta al 15° con il corner di Pipolo per la testa di Oliviero, verrebbe da dire clamoroso l'errore del numero 5, ma teniamo questo aggettivo per commentare quello che succede ai minuti 23 e 26. Prima infatti una manovra avvolgente del Mariscotti porta Solari al cross dalla destra, l'1-0 sembra cosa fatta, ma il tocco di Luongo a un metro dalla porta termina incredibilmente alto. E che dire poi del colpo di testa di Scalise smanacciato da Torre sui piedi di Balletto con il gol che non arriva nemmeno questa volta perché il tap-in del numero 6 a porta vuota viene gettato alle ortiche. Se poi ci si mette anche la sorte come al 34esimo quando la punizione di Simic rintraccia la testa di Scalise con la sfera che si stampa sul palo, ecco che quell'aggettivo clamoroso trova riscontro più coerente per descrivere il primo tempo, anche perché a un minuto dalla fine, alla prima occasione della gara, l'Atletico sfiora il vantaggio con l'imbucata di Toncini per Goglia e l'intervento di Canese che diventa decisivo per l'economia di questi primi 45 minuti. Il canovaccio della ripresa sembra essere lo stesso perché dopo solo 20 secondi la fiondata di Arcuri dalla tre quarti si stampa sulla traversa, di qui al 15° la gara diventa la sagra dell'errore e forse dell'egoismo, perché al minuto 12 Bracco ignora Luongo a centro aria e vede la sua conclusione respinta da Torre e un minuto più tardi Arcuri ignora Balletto e viene murato dall'estremo difensore locale. Arcuri che diventa grande protagonista ma in negativo perché al minuto 25 messo davanti al portiere dalla sponda aerea di Scalise ha tutto il tempo per prendere la mira ma centra in pieno Torre e alla mezz'ora su cross di Bracco che filtra sul secondo palo conclude debolmente favorendo il comunque intervento decisivo di Torre, in assoluto il migliore dei suoi. Il calcio però è bello perché è spietato e ha delle regole non scritte che lo rendono meno imprevedibile di quel che sembra. Una di queste, che è diventata anche una canzone di successo, dice che se non segni prima o poi lo prendi ed è esattamente quello che succede al 40° quando Canese respinge corto una conclusione di Tacchi, solo a centro area c'è Pietro Zero che spietatamente realizza il gol che certifica la clamorosa vittoria dell'Atletico Quarto. C'è davvero poco da dire per questa partita. Al Monsignor Sanguinetti abbiamo visto un'applicazione matematica della cosiddetta legge del gol. Il Mariscotti ha sbagliato l'impossibile, alla fine vince l'Atletico Quarto per 1-0.